Vi giunga il più cordiale benvenuto da parte dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che nella ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica, oggi 74° anniversario, si compie in una cornice di evidente particolarità dovuta all'articolato scenario generato dall'emergenza sanitaria per il diffondersi del coronavirus. Pur nella sobrietà dovuta alla necessità di ricondurre i momenti aggregativi al rispetto delle direttive di carattere sanitario emanate per poterne limitare la diffusione, l'amministrazione comunale ha inteso attribuire a questo momento celebrativo una ulteriore funzione, quella di accomunare alcune delle figure più rappresentative che sono state protagoniste in questi momenti di sofferenza e di difficoltà. Tra di noi oggi sono stati invitati a condividere questo momento i rappresentanti del mondo della sanità pubblica, medici, infermieri, personale ausiliario, che negli ospedali hanno operato e continuano ad operare in condizioni di eccezionale difficoltà. I rappresentanti del mondo del volontariato, coordinati dai servizi sociali, dalla polizia locale, identificati dalle strutture di vario livello della protezione civile, e gli altri soggetti che in questa fase di straordinaria emergenza hanno concorso, ognuno con la propria funzione, a sostenere il sistema sanitario, ma anche le realtà amministrative locali, oggi particolarmente esposte in termini finanziari e sociali. La cerimonia avrà inizio con il solenne alzabandiera, proseguirà con la resa degli onori caduti e si concluderà con il saluto ufficiale reso dal sindaco della città di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto. Sono già presenti sul luogo della cerimonia il gonfalone della città di Vittorio Veneto decorato di medaglia d'oro e valor militare e l'abaro dell'Associazione Nazionale Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Grazie a tutti per la vostra collaborazione. Signore, signori autorità, gentili ospiti, la Repubblica Italiana si identifica con il tricolore, simbolo di unità nazionale. In questo luogo intriso di storia affidiamo al vento che scende lieve dai monti che ci circondano il compito di far garrire i tricolori che la città di Vittorio Veneto offre con orgoglio ed emozione in uno scenario dove cielo e terra si congiungono e ci coinvolgono in un abbraccio ideale. Dinanzi a questo monte che si erge in fronte a noi, proponendoci una grande croce, simbolo di sofferenza ma anche di redenzione e di perdono, condividiamo il gesto solenne e pregno di significato, alzando al sole che lo illumina e alla brezza che lo accarezza il nostro tricolore. Per tutti, attenti! Alza bandiera!
Riposo! La celebrazione dell'anniversario della nascita della Repubblica avviene in un'atmosfera in cui si provano nello stesso tempo sentimenti di incertezza e motivi di speranza, stretti tra il dolore per la tragedia che improvvisamente ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio, di una stagione nuova, nella quale sia possibile uscire al più presto da questa sorta di incubo globale. Tanti fra di noi avvertono il ricordo struggente delle persone scomparse a causa del coronavirus, familiari, amici, colleghi, sovente senza l'ultimo saluto. Ed è con questa motivazione che dinanzi a questo monumento, che rappresenta la sofferenza e i patimenti del secondo conflitto mondiale, dinanzi a questa urna che contiene le terre provenienti da 12 campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale, intrise dal sangue di migliaia di caduti, accomuniamo nel ricordo di chi ha dato la vita per la patria sia nel primo che nel secondo conflitto mondiale, anche il ricordo di chi è stato vittima di tale patologia, di chi è morto solo, senza il conforto di propri tanti affetti spezzati. Il sindaco della città di Vittorio Veneto, accompagnato dal capitano Giuseppe Agresti, comandante della compagnia Carabinieri di Vittorio Veneto, e dal cavaliere Riccardo Bertolini, presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto, procede alla posa della corona di alloro e alla resa degli onori a tutti i caduti. Per tutti, attenti! Onore ai caduti! Riposo. Ritornate al posto per cortesia. Cari prefetti,
Nel 74° anniversario della fondazione della Repubblica rivolgo a voi e per il vostro tramite agli amministratori locali e a tutti coloro che ricoprono pubbliche funzioni l'augurio più sincero affinché questa data sia occasione per ciascuno di una rinnovata riflessione sui valori fondativi repubblicani. La ricorrenza del 2 giugno coincide quest'anno con un momento particolarmente difficile per il Paese, che si avvia alla ripresa dopo la fase più drammatica dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Le dimensioni e la gravità della crisi, l'impatto che essa ha avuto su ogni aspetto della vita quotidiana, il dolore che ha pervaso le comunità colpite dalla perdita improvvisa di tante persone care, hanno richiesto a tutti uno sforzo straordinario, anche sul piano emotivo. L'eccezionalità della situazione ha determinato difficoltà mai sperimentate nella storia della Repubblica, ponendo a tutti i livelli di governo una continua domanda di unità, responsabilità e coesione. Nella prima fase dell'emergenza voi prefetti siete stati fortemente impegnati a garantire da un lato l'attuazione delle misure di contenimento del contagio, dall'altro la continuità delle filiere produttive e dei servizi essenziali, nonché, più in generale, la tenuta sociale ed economica dei territori, affiancando e sostenendo con generosità e abnegazione l'azione dei sindaci, delle autorità sanitarie e di tutte le componenti del sistema di protezione civile. Siete stati un sicuro punto di riferimento per le istituzioni locali e i singoli cittadini. Molte sono state le vittime della malattia fra quanti l'hanno affrontata, per motivi professionali o per incarichi ricoperti. Rivolgo il mio grato commosso pensiero a sindaci, sanitari, appartenenti alle forze dell'ordine e a tutti i pubblici dipendenti deceduti a causa del virus. Non sono mancati anche tra voi prefetti coloro che sono stati colpiti dal contagio e hanno tuttavia continuato, anche dall'isolamento o dalla degenza e con strutture amministrative spesso indebolite dall'epidemia, a spendersi senza riserve nell'interesse della comunità. Ad essi rivolgo un particolare ringraziamento e l'augurio di un definitivo ristabilimento. La crisi non è terminata e tanto le istituzioni quanto i cittadini dovranno ancora confrontarsi a lungo con le sue conseguenze e con i traumi prodotti, anche nella dimensione più intima della vita delle persone. La necessità di frenare la diffusione del virus ha imposto limitazioni alla socialità, sacrificando l'affettività e i legami familiari. I più giovani sono stati temporaneamente privati dei luoghi in cui si costruisce e rafforza il senso civico di una collettività. Primi fra tutti la scuola e lo sport. Distanze e diffidenze hanno accresciuto le situazioni di solitudine e di marginalità delle persone più deboli, esposte a nuove forme di povertà, deprivazione e discriminazione, quando non di odioso sfruttamento. Allo stesso tempo, la sospensione delle attività produttive e commerciali ha acuito le difficoltà degli operatori economici, rendendoli inoltre più esposti e vulnerabili ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata. Nuove emergenze e incertezze incombono sulle prospettive occupazionali di molti comparti, da cui dipendono il benessere e la serenità di intere aree del Paese. Rispetto a tali rischi,
I prefetti sono chiamati ad una paziente attività di mediazione sociale e di tessitura e di confronto con le altre autorità locali per definire in ciascun territorio efficaci modelli di prevenzione e intervento, adeguati alle specificità dei singoli contesti. Il senso di responsabilità e le doti di resilienza che hanno animato le comunità nei momenti più drammatici della crisi vanno ora trasposti in un impegno comune verso gli obiettivi del definitivo superamento dell'emergenza e di una solida e duratura ripresa. Con questi sentimenti rinnovo i più cari auguri di buon lavoro a voi prefetti e a tutte le istituzioni locali, con l'auspicio che la ricorrenza del 2 giugno possa rafforzare la consapevolezza e l'orgoglio della missione cui ciascuno è chiamato anche in questo delicato passaggio della storia del Paese. Sergio Mattarella. Prende la parola il sindaco della città di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto. A nome mio e dell'amministrazione comunale rivolgo a tutti un caloroso saluto per questa 74esima festa della Repubblica. Il saluto lo intendo esteso a tutti i miei concittadini, ai rappresentanti delle istituzioni presenti o forzatamente assenti, ai rappresentanti delle associazioni d'arma cittadine riunite nella consulta dell'Assoarma della città di Vittorio Veneto, ai rappresentanti di tutte quelle forze civili oggi qui rappresentate che hanno combattuto e stanno uscendo vittoriose dall'ultima delle battaglie che abbiamo dovuto sostenere nell'anno in corso. Manteniamo anche quest'anno la memoria di quanto avvenne nell'Italia ancora scossa del dopoguerra, quando per via referendaria si decise di abbandonare la forma monarchica di governo per approdare alla forma repubblicana, che senza dubbio alcuno ha portato, assieme ad altri fattori, le armi al silenzio, e questo per la prima volta dalla formazione dello Stato unitario. Altri tempi si potrebbe anche dire, ma di fatto la monarchia fu accompagnata da un pressoché continuo ricorso alla guerra prima, ma anche dopo l'8 e 60. E dopo l'unità furono tutte guerre di aggressione, per i più disparati motivi ultimi, ma certamente di aggressione. Quella scelta democratica del voto popolare del 2 giugno del 46, da cui nasce il nostro ordinamento istituzionale, merita quindi di essere ricordata, anche se nella forma ridotta per le contingenze attuali, proprio per le conseguenze che ha avuto nello svolgimento della vita di gran parte di noi che abbiamo visto crescere l'Italia e l'Europa senza crisi tali da mettere a repentaglio la vita e i miglioramenti economici degli Stati europei, almeno fino ad ora. Possiamo oggi essere sicuri che la forza del dialogo e la pluralità delle voci tipici della democrazia repubblicana possono reggere nel tempo indefinitivamente? Oggi credo che dobbiamo preoccuparci per il rischio di un ritorno al passato e per il diffondersi nel mondo di altre forme di contrapposizione e di spinta alla predazione, non con la già nota forza delle armi, ma con la sopraffazione fra sistemi economici o meglio finanziari. Ci si impossessò di territori altrui con l'espansionismo che determinò e accompagnò gli eventi bellici passati, oppure ci si può impossessare delle ricchezze create dai vari stati con le ferree leggi che oggi il mondo finanziario pazientemente ha predisposto, facendole accettare e approvare agli stati. Le conseguenze di crolli economici negli stati più deboli possono essere talmente distruttive da minare le basi stesse della convivenza democratica, per cui è necessario che tutti noi, sempre più vaso di coccio, ci serriamo attorno agli unici punti fermi ai quali non rinunciare mai: pace, libertà, giustizia e democrazia,
declinati nell'ambito di una Repubblica che noi veneti conosciamo più di ogni altro popolo o gente italica. Proprio per non disperdere forze e potenzialità, evitando declini distruttivi, occorre più che mai rinnovare la forza della democrazia repubblicana, definire puntigliosamente i termini della responsabilità amministrativa e magnificare l'afflato innovativo e imprenditoriale che da sempre connotano l'azione della nostra gente. Il tutto tanto di più oggi, ovvero mentre vediamo aprirsi brecce impressionanti nelle istituzioni maggiori. Una sola mossa basterebbe per ottenere tutto questo, una riforma all'altezza della sfida dei tempi che non si può più aspettare, ovvero l'applicazione di forme di maggiore autonomia, altrimenti il declino sarà inevitabile. È sotto gli occhi di tutti. Questo auspicato perché indispensabile rafforzamento democratico ed amministrativo deve essere perseguito senza però che vengano mai scalfiti i principi di solidarietà, ma almeno di questo possiamo essere più sicuri. Proprio nei primi mesi del 2020 abbiamo avuto la misura della capacità operativa e dell'abnegazione al dovere di un gran numero di cittadini che indefessamente si sono adoperati per combattere la guerra ad un coronavirus che, tradendo le certezze scientifiche esistenti, si è trasformato improvvisamente in un letale avversario. Medici, infermieri, volontari della protezione civile, assistenti sociali, addetti ai servizi sociali, agricoltori improvvisati disinfettori, enti, associazioni, gruppi, imprenditori e singoli cittadini in gran numero hanno dato molto o moltissimo per alleviare, curare, accudire, risollevare, proteggere, prevenire, donare, nutrire e rifornire in una gara che li ha visti tutti partecipi e alla fine tutti vincitori. Allora è cosa sicura che possiamo contare su di noi nei momenti difficili, perché è stato accertato che siamo in grado di pensare agli altri con una cura e un affetto che dimostrano la possibilità e la capacità di lavorare all'unisono per importanti obiettivi comuni. Mi permetto allora, cercando di interpretare il sentimento di tutti noi, di esprimere alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine qui presenti la nostra gratitudine per il loro impegno e il loro lavoro a servizio della sicurezza della comunità e altrettanta gratitudine alle forze, anche queste oggi qui presenti, che il mondo civile ha dispiegato per il sacrificio e l'impegno che ne ha contraddistinto l'operato. Alle prime, ormai lo sappiamo e lo ricordiamo sempre, spetta il compito di garantire la sicurezza del nostro Stato e delle varie comunità minori, anche portando nelle missioni di pace all'estero i principi della nostra democrazia, per godere di quella libertà alla quale forse siamo anche un po' troppo abituati. Alle seconde, il compito di accudire il prossimo in ogni aspetto della solidarietà umana. Che il 2 giugno, festa della Repubblica, sia una grande occasione per accomunare forze armate, forze dell'ordine, mondo della sanità, mondo della solidarietà e del volontariato in un unico corpo della civile, democratica e repubblicana convivenza. Buona festa della Repubblica a tutti i cittadini di Vittorio Veneto e a tutti i loro angeli custodi. Signore, signori autorità, gentili ospiti, si conclude la cerimonia per la celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, oggi 74° anniversario della festa della Repubblica Italiana. Grazie a tutti per la vostra gradita partecipazione. Vi auguriamo un buon rientro e vi diamo appuntamento al 2 giugno 2021 che ci auguriamo si possa celebrare con la solennità che gli è dovuta. Arrivederci a tutti. Rompete le righe.